Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, migliaia di famiglie italiane sono scappate dalla miseria e dalla fame e hanno cercato fortuna in Brasile. Vogliamo cercare tracce di questa immigrazione nei posti più vicini a Rio de Janeiro. 8 ore di bus, un tiro e scioppo insomma. 36 giorni di macchina e vapore. Sono arrivato a Iconha, 420 km a nord di Rio de Janeiro. Qua la maggior parte della popolazione è di origine italiana e quasi tutti di origine veneta. Sono all'interno di un piccolo museo dedicato alla cultura italiana. Questo bauletto qua ha più di 120 anni e arriva dall'isola della Scala in provincia di Verona. Mi viene fin da piangere. L'era della famiglia Gobetti, come sta forca, e anche il Faldin. E si è portato via tutto quel che poteva. Sono qua con Moacir Chacon. E arriva da Bassan, suo nonno, vero? E stasera andiamo a mangiare churrasco con amici di origine veneta. Ecco il churrasco e sono qua con Céline, che sono mare so pare, gli è di Verona, vero? Céline ormai non parla più italiano, amiche voi también. Perché ha una faccia proprio veneta. Questo è il signor Riccardo Molinari Moser Senza chai mi son orbo. e mi ha risvegliato coi crostoli. 90 anni ma mi par puitomi. Mi piace de ballare. Benedetto Moacir che mi porta avanti in Rio. La signora Tosi, lei ha una roba giusta. Senhor fa delle cose che mi non sono buone da fare. Guarda che bella gente che viene qua in Brasile. Signor Marion, come fa ad avere delle pitte così belle? Le tratte puito. Moacir mi fa avere il suo capannon qua. Par puitomi. E lui ha trovato la fortuna, eh? No, non è tanta fortuna, no. E beh, insomma, dai, quanti negozi? Vinci uno negozio. E ora non è fortuna questa. Ho cattato un libro de Veneto brasiliano. Se parte proprio dalle basi. Buongiorno Tony, come va là? Ben, grazie a Dio. Ma ti invece non è che t'ha una bella sera, eh? Che ha tu qualcosa che non va bene? Qua vive de banane, caffè e vacche. Tante vacche. Quante vacche che ho visto in Brasile. America, cosa sarà questa America? America, È un bel masolino de fiori. How deep is your love?